Doveva essere oggi il varo del nuovo governo veneto guidato dal riconfermato presidente Luca Zaia e invece, causa legge elettorale decisamente poco chiara su voti di risulti e assegnazioni, il primo consiglio regionale suoni di ricorsi e corti d'appello è slittato a venerdì prossimo. Giornata dove saranno annunciati tutti gli uomini e le donne del presidente Zaia, squadra scelta, dicono i ben informati, evitando accuratamente prime donne e possibili solisti. Del resto Zaia è stato chiaro: con questo consenso non si deve sbagliare e chi corre da solo è già fuori gioco. Al momento bocche cucitissime sia tra i corridoi veneziani che soprattutto al trevigianissimo K3, vera culla dello Zaia 2. Si sa che il presidente vuole rappresentate tutte e 7 le province nei 10 assessorati. Tra i nomi riconfermati dovrebbero esserci per Vicenza l'assessore Elena Donazzan e per Verona Luca Coletto. Tra i nomi nuovi quasi scontata la presenza del fedele Giampaolo Bottacin in rappresentanza del Bellunese, mentre non sarebbe ancora già stato individuato il comunque esterno assessore da Rovigo. E Treviso? Calcolando che al massimo ogni provincia conterà 2 rappresentanti, presidente compreso, alla Marca manca solo un nome che molti già da tempo indicano in Federico Caner. Apprezzato il suo passo indietro nelle candidature, politicamente parlando di lungo corso tra i corridoi a volte infidi di Palazzo Ferrofini, Caner sarebbe un consigliere prezioso per il presidente Zaia, che starebbe, condizionale d'obbligo, pensando a lui come successore della polesana Isi Coppola al bilancio regionale, assessorato di peso, dove le competenze economiche di Caner, laureato con master dedicato alla Bocconi, sarebbero, come si dice, su misura per l'incarico. L'ex consigliere, raggiunto al telefono, non conferma e però non smentisce la disponibilità a coprire l'incarico, sottolineando che di questi tempi più che un onore potrebbe essere davvero un onere da affrontare. Ma, conclude Caner, qualcuno deve pur farlo.